Euroregione.news. Novartis, Regione Friuli Venezia Giulia, accordo per un polo di scienze della vita. La Regione Friuli Venezia Giulia e il player internazionale farmaceutico Novartis hanno sottoscritto a Trieste un accordo con l'obiettivo di realizzare un polo delle scienze della vita regionale di respiro internazionale che punta all'innovazione del settore sanitario attraverso la tecnologia digitale e la crescita delle start-up. Si tratta di un passaggio strategico di fondamentale importanza per una regione che vuole essere attrattiva per le realtà multinazionali in una dimensione collaborativa tra pubblico e privato, ha commentato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Primo passo importantissimo con il più importante player internazionale nel mondo della ricerca farmaceutica, Novartis. È appunto un primo passo perché noi vogliamo essere attrattivi per molte realtà multinazionali e allo stesso tempo essere attrattivi anche per imprese più piccole e per start-up che decidano di investire in Friuli Venezia Giulia e far crescere il Friuli Venezia Giulia in quest'ambito. L'assessore regionale alla ricerca Alessia Rosolen ha ricordato le azioni messe in atto dalla regione nell'ambito della ricerca nel settore della salute. Tra queste la costituzione del cluster regionale di scienze della vita, individuando nel polo tecnologico Alto Adriatico il soggetto gestore e la costruzione di tutto il sistema di Digital Innovation Hub, integrando nelle attività l'intero ambito sociosanitario. Le risorse previste, ha ricordato l'assessore regionale Rosolen, sono di 15 milioni di euro per la costituzione di una fondazione pubblico-privato finalizzata a favorire lo sviluppo delle start-up e la costituzione di un fondo per trasformare le stesse start-up in aziende. A far da base economica l'accordo finalizzato allo sviluppo delle start-up anche i 9 milioni dei fondi FSR. A questi stanziamenti regionali si sommeranno quelli del PNRR. Il presidente di Novartis Italia, Pasquale Frega, ha precisato che l'accordo si inserisce nel progetto Novartis al fianco delle regioni per una salute connessa con il cittadino, con il quale si vuole creare un nuovo paradigma per la sanità italiana che garantisca un maggiore accesso alle cure e percorsi diagnostico-terapeutici più rapidi ed efficienti. Sì, il primo progetto di questa tipologia col quale noi vogliamo dimostrare un'ascesa in campo per aiutare le regioni nella grande ambizione che hanno di trasformare il proprio sistema di cure. Il Friuli Venezia Giulia è una regione che si è contraddistinta per le potenzialità che ha e quindi partiamo da questa regione proprio per questo motivo. Un ecosistema di innovazione ha bisogno di università, di ospedali, di start-up, di centri di ricerca pubblici, privati, indipendenti, di collaborazioni con entità di altri territori, spesso anche a livello internazionale, quindi un luogo fisico non è una rappresentazione corretta di cos'è un ecosistema di innovazione. Primo atto della nuova partnership è la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto che definisca proposte progettuali e valorizzi le realtà del settore più innovative sul territorio. Novartis collaborerà anche attraverso il proprio Digital Innovation Hub Biome allo sviluppo di progettualità di Open Innovation. Novartis Biome è una rete internazionale di Digital Innovation Hubs creata da Novartis che conta più di 13 hubs locali già operativi in tutto il mondo. In Friuli Venezia Giulia, forte è l'impegno di Novartis nella ricerca clinica che vede l'azienda con più di 40 studi attivi in centri ospedalieri quali il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, il Santa Maria della Misericordia di Udine, l'Ospedale Maggiore di Trieste e il Presidio Ospedaliero di Pordenone. Euroregione.news